Il commissario delegato per il superamento dell'emergenza rifiuti in Calabria, Graziano Melandri, ha tenuto oggi una conferenza stampa nella sede dell'ufficio del commissario a Catanzaro Lido, sottolineando che bisogna completare il raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro e realizzare altri 3 impianti con annesse discariche di servizio per dare certezze e prospettive allo smaltimento dei rifiuti in Calabria. Un gruppo di precariata ha inscenato una protesta stamattina davanti all'ufficio scolastico provinciale di Crotone, oggetto del sit-in i tagli operati dal governo al personale della scuola, che ha lasciato circa 160 persone senza lavoro, dopo oltre 10 anni ininterrotti di attività. Il personale precario chiama in causa le istituzioni e i dirigenti scolastici affinché appoggino la loro vertenza e sottolineano che con i tagli del personale le scuole non potranno garantire standard minimi di servizi e di sicurezza. Anche la provincia di Crotone avrà il suo momento di protesta contro la manovra finanziaria del governo in occasione dello sciopero generale indetto dalla CGIL nazionale per giorno 6 settembre. Per illustrare le motivazioni dello sciopero, le controproposte della CGIL e la manifestazione che si terrà in città, si è tenuta stamattina una conferenza stampa nei locali del sindacato a Crotone. Incidente spettacolare ma per fortuna senza conseguenze per l'autista sulla strada provinciale tra il Bivio Lenze e l'ingresso sud della strada del Petilino. Un furgone preso a noleggio ha urtato violentemente un muretto di un pontino e si è rovesciato ostruendo entrambe le carreggiate di marcia. L'autista è riuscito a scendere incolume dal mezzo. Sono stati poi gli stessi automobilisti fermatisi per l'incidente a spostare il mezzo su una sola carreggiata per consentire il defluire degli altri mezzi in attesa.